rappresenta per te questa vittoria? Rappresenta tanto, tutto il sacrificio che abbiamo fatto quest'anno è stato ripagato e siamo davvero contenti come gruppo perché dal primo giorno di ritiro che ci lavoriamo come obiettivo è sempre stato quello di tornare in Serie A e adesso che ce l'abbiamo fatta è davvero emozionante, me lo tengo dentro stretto. E gioia tra i tifosi del Venezia Football Club, stavolta in Serie A per restarci, dicono non come una semplice meteora, lunghe code negli store per trovare maglie e cappellini celebrativi della Serie A, in campo Santi Apostoli, batte forte il cuore arancio-nero-verde con il club Altamarea. Ho appena fatto una tessera del tifoso per mio figlio che sta in Australia, che verrà, speriamo, a vedere anche lui la partita. Sì, venerdì. Mi auguro che vinciamo il campionato, perché ce lo meritiamo, perché è giusto, perché è dalla 22esima giornata che il Venezia è primo in classifica e dobbiamo vincerlo e alzare la coppa davanti ai tifosi di Venezia. A che ora siete tornati? Tardino, ma non tardissimo, devo dire la verità, perché ci hanno fatto uscire non prima delle 6:15 e siamo arrivati a Venezia alle 11:20.